discussioni con il governo? Noi pensiamo che il finanziamento ulteriore del Fondo Sanitario Nazionale sia una grande priorità della nuova legge di stabilità e dell'impostazione di politica economica e finanziaria dell'attuale governo. Noi dobbiamo recuperare la pesantezza di stagioni dove si sono operati tagli lineari sul sistema sanitario pubblico, bisogna investire tanto nelle strutture ospedaliere per alzare il numero dei posti letto, per imprimere una forte profilo di qualità e di efficienza ai servizi sanitari pubblici, ma dobbiamo investire di più e meglio anche nella sanità territoriale, nella sanità di prossimità, dove noi possiamo fare interventi sulla prevenzione, sulla domiciliarità, per tagliare, ridurre le liste di attesa, affrontare il tema della non autosufficienza, integrare i servizi sociosanitari assistenziali e poi bisogna sbloccare le assunzioni. Mancano 70.000 infermieri, 30.000 medici, sono stati cancellati più di 100.000 posti letto, chiusi centinaia di ospedali soprattutto nelle zone interne, e con forte investimento sul capitale umano, sulle persone, assicurando il diritto alla contrattazione, per noi diventa oggi una grande necessità.